quando si parla di Porcellum in Sardegna si parla di cose serie, è quando si va in campagna elettorale che diventa una cosa un po' complicata. E allora proprio io che vi dico, facciamo le regole del gioco insieme, vi dico con la stessa franchezza a quei delusi del centrodestra, ma davvero pensate che l'ideologia dell'appartenenza alla destra vi debba portare a scegliere una squadra di governo come quella di Cappellacci, i cui non risultati sono evidenti a tutti? Ma come potete non pensare di prendere in considerazione l'ipotesi di provare stavolta a cambiare davvero, a cambiare sul serio? E contemporaneamente, con la stessa franchezza, io dico a quelli che vogliono votare a sinistra, Michela Murgia, scrittrice che io amo come scrittrice e che tutti voi sapete avrà molto tempo per scrivere in futuro perché non ha alcuna chance di vincere e che avrà molto tempo per scrivere, io dico, ma davvero c'è chi tra di voi può pensare di esprimere un voto che è un voto che chiaramente diventa il voto per il centrodestra? Perché nel momento in cui dai un voto che non ha alcuna possibilità di concorrere all'elezione del Presidente, non essendoci il ballottaggio, o meglio il ballottaggio è questo, c'è già, il ballottaggio è pigliano Cappellacci, ma davvero voi pensate che si possa dare il voto per il gusto un po' radical chic di dire io però almeno ho dato il voto di protesta e poi scoprirsi i migliori amici del centrodestra? Perché chi fa questo voto qua ovviamente dà un incoraggiamento a Cappellacci. Mettere il proprio simbolo sulla lista di sinistra o presunta tale, perché poi mi piacerebbe discutere cos'è davvero la sinistra. Per me la sinistra è ideale e concretezza, quando è soltanto idealità e discussione diventa il bar dello sport o il circolo filosofico, ma non è più politica, non è più politica, non è più concretezza, non risolve i problemi di disoccupati, non tocca il problema di chi è in crisi, delle famiglie che non ce la fanno, degli agricoltori che sono in difficoltà. Io ammiro molto chi pensa che la politica serva a mettersi a posto la coscienza. Votare la Murgia mette a posto la coscienza, forse. Votare Pigliaru mette a posto la Sardegna, sicuramente. Vi invito a rifletterci, a pensare.